a Padova. Andrea Serronco, blogger, giornalista, che cos'è questo Veneto imbruttito? Innanzitutto, perché questa parola Veneto imbruttito? Come mai scelta? Ma il Veneto imbruttito è nata un po' dalla contrapposizione, che c'era già una pagina su Facebook che si chiamava il Milanese imbruttito, anzi che si chiama il Milanese imbruttito, dove loro, per essere imbruttito, ok, il milanese deve essere quello che dice uè, figa, uè. Sì. E io ho detto, boh, noi veneti siamo proprio l'opposto, ok? Quindi siamo quelli che invece ridiamo, ok? Il Veneto reale, quello da strada, è quello che ride, si dice la cosa un po' grezzotta, no? Ok, è quello che ci fa ridere a noi. Quindi è nata così, il Veneto imbruttito è un po' il Veneto reale, il Veneto genuino, ok? Non è stata una parola semplice da esportare, ci ho messo tanto veramente, perché soprattutto all'inizio dicevo imbruttito, ma perché i venti non sei brutti? No, non sei per quello che è quello il significato. Il portale è un portale dove si coniuga divertimento, storia, cultura, ok? Sempre in forma leggera, però dove tentiamo, perché adesso è diventata un'azienda, tentiamo di trasmettere proprio i veri valori veneti, insomma, ecco. Bene, bene. Allora adesso prego la regia, Marco, di mandarci il primo contributo video. Vediamo Andrea Serronco alle prese con una specialità tipica di Venezia. Ciao imbruttiti, oggi siamo a Venezia, questo è un altro episodio di Mi So Mona, alla scoperta delle primizie e delle eccellenze venete. Oggi parliamo di cibo, guardate qua. Siamo qui nella fattoria della famiglia Finotello, qua siamo con Claudio, si chiama I Sapori di Sant'Erasmo, abbiamo anche il capitano Emiliano che ci porta in giro per questi posti stupendi. Oggi parliamo di questa cosa qui, è il carciofo violetto di Sant'Erasmo e di una cosa in particolare che è assolutamente amata dai veneziani, la castraura. Siamo alla ricerca da castraura. Il taglio, si deve stare attenti di tagliarla perché altrimenti comprometti il raccolto successivo. Qua sono i bottoli, è 1, 2 e 3. Che sarebbero quelli che vengono fuori dopo la castraura. Dunque il taglio devi farlo perfetto perché altrimenti li vai a tagliare. E questa è il fiore da castri, praticamente dai forza alla pianta. Un amaro dolce. Sì, è particolare. Va mangiata cruda. Un po' di olio, pepe, sale, un po' di scaglie di grana. Perfetta. È una chicca. Una chicca. Questo qua, ti vedi? Sì. Il primo fior che seccava da castraura. Sì. Dopo qua che si ramette che cresce i bottui. Queste se ti volti puoi raccoglierle perché si fa il decotto che purifica il fegato. Qua si vede il medolino. Ok. Ti devi cavar via questo, ti sbucci come una banana, così. Questo è buono da mangiare, che ti puoi farlo in pinzimonio. Quindi crudo? Crudo. Si toglie proprio queste foglioline qua, che sono foglioline matte, di esempio. Sì. Si rifia così l'amaro, si toglie la punta. Se ti tagli a julienne così, in tondo, non col coltello che taglia un ampifero, ti puoi fare con scaglie di grana o col tonno e si mangia crudo. Buonissimo. Wow. Se no si fa così a spicchietti e ti fa impanare. A castraura a chicca si deve mangiarla così. Devi mangiarla proprio cruda. Ecco che io consiglierei non di farla come antipasto. Sì. Ma come secondo piatto, perché come antipasto quando mangi questa ti porta via un po' il gusto dei primi piatti. Adesso si dice castraura, però da noi viene chiamata il canarino. Buonissimo. Non è proprio cosa del carciofo. Questa signora che aveva detto che si amaro, che è la castraura. Questa nera. Eccola qua. Questa si chiama castraura perché è il primo fiore del carciofo che viene fuori. Quello là è una primizia perché non è amaro. Dura 15-20 giorni. Quindi è solo 15-20 giorni l'anno. È tipo un fiore. Bene, eccoci di nuovo in diretta, bellissimo questo filmato. Quindi come mai Andreas sia andato un po' alla ricerca di questo aspetto culinario particolare? Ma perché comunque tutti i reportage che faccio sono sempre legati a qualcosa di particolare, speciale, che magari viene messo, a cui viene dato poco spazio, poca luce, insomma, ecco, di solito. Una cosa che farò, ok, proprio nelle prossime settimane, che devo già fare a dicembre, ma
che voglio fare in maniera particolare è mostrare ai veneti, è una cosa che si conosce poco in Veneto, ma per Verona è un'istituzione, si chiama la PEARA, ok? Non so se la conoscete, ma è veramente, la PEARA a Verona è come dire, non so, la Baccalà, la Vicentina è proprio un'istituzione. E mi sono accorto che sì, la PEARA con il bollito, con l'esso, e mi sono accorto proprio che in Veneto, soprattutto la parte diciamo di Treviso, Padova, Venezia, la PEARA è una cosa che non si conosce. Dico, la PEARA cos'è? Ok, e già noi stessi non conosciamo a volte non le particolarità, ma le specialità della nostra cucina, perché quella è veramente una cosa che ha una tradizione storica, ok? E lo voglio andare a fare, non andare a dire ah quanto è buona la PEARA, o io non faccio mai i servizi così. Voglio andare a trovare una nonna, ok, una nonna veronese, proprio a Verona, che è volà d'ore, che mi prepara PEARA, finché sto là dall'inizio fino alla fine. Poi vedrete... Sì, esatto, anche perché ci vuole un bel tempo di preparazione. E voglio proprio far vedere la genuinità della cosa, quindi proprio la nonna che tu potresti andare tu a casa ti trovi amorosa di Verona, ok? Ti porta la nonna e la nonna ti spiega che cos'è sta PEARA. Ecco, quello secondo me è la cosa che funziona di più. Cardosis, quali sono le eccellenze del Veneto? Perché poi giustamente ha detto ha fatto Andrea... emergere un particolare che è importante.